Sono in corso i lavori di realizzazione dei nuovi vani all'interno del Tribunale di Agrigento, sito in via Mazzini, con un investimento complessivo di 270.000 euro, che includeranno anche gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio. Questo intervento si rende necessario in seguito alla revisione della spesa programmata dal Governo, che ha portato alla soppressione delle sedi distaccate e all'accorpamento delle funzioni presso il Tribunale di Agrigento. È fondamentale quindi creare nuovi spazi, adeguare le strutture alle attuali normative di sicurezza. Il Tribunale di Agrigento ha proposto di utilizzare gli spazi liberi ai piani terra, primo e secondo, per realizzare 4 nuovi vani. Su richiesta della Presidenza del Tribunale, il progettista ingegnere Gasperi Triazzi e RUP, l'ingegnere Francesco Vitellaro, hanno riveduto il progetto includendo anche specifiche relative all'adeguamento antincendio. I nuovi locali saranno dotati di tutti i comfort necessari: illuminazione, prese elettriche, telefono, prese dati, riscaldamento, condizionamento e sistemi di sicurezza antincendio. I materiali utilizzati garantiranno un adeguato isolamento termico e acustico. Sono felice, afferma l'assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato del Comune di Agrigento, per il lavoro svolto dagli uffici, che ha finalmente consentito di avviare questi lavori, inspiegabilmente rimasti fermi nonostante un finanziamento concesso anni fa al Comune di Agrigento. Questo è un processo virtuoso che con il RUP ingegnere Francesco Vitellaro sono certo che avrà completamento positivo. Sono orgoglioso di questo ulteriore risultato. Siamo certi che questo intervento rappresenta un passo importante verso la messa in sicurezza e l'ottimizzazione degli spazi del Tribunale della nostra città, assicurando la tutela di utenti e personale, quanto affermato dall'assessore Gerlando Principato ai lavori pubblici del Comune di Agrigento.